Potrebbero superare i 100 milioni di euro i danni provocati dalla terza ondata di maltempo negli ultimi 10 giorni in Veneto. Il day after, il giorno dopo l'ennesimo disastro meteorologico, è il momento del conteggio dei danni, ingentissimi, provocati soprattutto dall'ormai famigerata grandine grossa come palline da tennis. Il presidente della regione, Luca Zaia, esorta privati e aziende a trasmettere le segnalazioni ai propri comuni di riferimento, chiamati velocemente a trasmettere dossier locali alla regione, a sua volta già attivatasi presso i ministeri romani di competenza. Siamo in una seconda emergenza, ha chiosato Zaia. Intanto sono Verona, Padova, Vicenza e Treviso, oltre al già danneggiatissimo Comelico nel Bellunese, le aree maggiormente devastate, praticamente quasi tutto il territorio regionale, da cadute di grossi alberi come un platano vecchio di 70 anni alle porte del capoluogo scaligero o una imponente pianta che in località Zimella, sempre nel Veronese, ha provocato un incidente automobilistico dove un sedicenne è caduto per evitare un tronco di grandi dimensioni, riportando un serio trauma toracico. Lavoro senza sosta per vigili del fuoco, protezione civile, maestranze e volontari ad aiutare famiglie in difficoltà o persone sole, soprattutto anziane, bisognose di assistenza. È stata un'autentica apocalisse, con tetti scoperchiati, finestre divelte e muri massacrati come dal fuoco di una mitragliatrice, per non parlare delle coltivazioni agricole, che ha provocato anche drastici abbassamenti delle temperature destinate comunque a risalire in breve tempo. L'estate è soltanto a metà strada, ma finora ha proposto fenomeni estremi di opposta natura, siccità e piogge alluvionali, che fanno molto male all'ecosistema, ma anche all'equilibrio fisiologico e biologico delle persone. Il clima continentale resta ormai un antico ricordo.